Bentornati in diretta, buonasera al vice direttore di Tele4 Ferdinando Avarino, buonasera a te. Buonasera Laura a tutti. Grazie di essere qui in collegamento con noi. Allora, anche oggi abbiamo visto nel nostro telegiornale, l'hai visto appunto tra i nostri servizi, molti dedicati naturalmente alla crisi in maggioranza in regione, quindi questa bagarre che c'è stata anche con le opposizioni, ma insomma nata tutta da Fratelli d'Italia e Lega alla guida della nostra regione. Guarda, noi ovviamente ne parleremo domani sera. Domani potrebbe essere una giornata di svolta, come tutti sanno, per questo incontro tra il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Molti dicono che sia una finta crisi, come avete visto, però devo dirvi che la giornata di ieri e quella di oggi ci consegnano molte più notizie, soprattutto dal fronte del Consiglio regionale, del dibattito del Consiglio regionale che avete seguito, tu e Bernardo Gulotta in particolar modo, con due osservazioni essenziali: che se davvero in tanti non credono a questa crisi, ci crede di sicuro l'opposizione di questa regione, perché nella protesta vibrante, verace che abbiamo visto in Consiglio regionale sembra quasi già di leggere un'organizzazione da campagna elettorale dell'opposizione in particolar modo. Guarda, è molto curioso quello che abbiamo visto sia ieri che oggi, perché è sacrosanta la richiesta dell'opposizione che ho visto e sentito e letto in queste ore, cioè se gli assessori 7 su 10, a parte appunto quelli di Fratelli d'Italia, hanno riconsegnato le deleghe, perché vengono in aula? E allora, se davvero hanno riconsegnato le deleghe al Presidente Massimiliano Fedriga, che abbiamo detto è una mossa davvero di forza più che di debolezza di questa giunta, perché rispondono e perché il Presidente Bordin, Presidente dell'Aula, all'opposizione replica no, ma loro sono nella pienezza dei poteri. Ma insomma è normale che l'opposizione dica o hanno riconsegnato le deleghe o hanno pieni poteri per rispondere in aula. Dopodiché non sono nati ieri, e lo sanno anche dall'opposizione, come quella fosse più una mossa politica, fosse più un abbraccio politico di sostegno al governatore Fedriga, che non era stato quello colpevolizzato, accusato o criticato in primis dal ministro di Fratelli d'Italia Luca Ciriani, che se l'era presa con un direttore generale della sanità di Pordenone, ma in realtà sappiamo bene che quella era l'ennesima critica che da Fratelli d'Italia arrivava indirettamente al governatore Fedriga. Quindi è legittimo anche chiedere un punto nave per capire dove si va e chi è a bordo di questa nave. Se qualcuno che ha un ruolo importante e autorevole ha tutto il diritto di criticare, magari nelle stanze, dicono dalla giunta Fedriga, più che apertamente, apertis verbis sui giornali, si deve capire se fa parte di quella nave o meno anche il ministro Ciriani. Insomma, sono ore di svolta. Ti dico solo che questa sera, lo sa il nostro pubblico, noi abbiamo il Ring su TV12 alle 21, quindi legato al dibattito cittadino di Udine, con l'intervista in apertura del sindaco di Udine De Toni, con il quale parleremo anche di questa crisi. Ebbene, anche della città di Udine molto si vuole parlare, e abbiamo un sondaggio su questo proprio stasera, di crisi della maggioranza in regione. La puntata deputata poi è quella di domani sera, ma insomma qualcosa diremo anche oggi alle 21. Ecco, quindi sicuramente anche domani sera, con poi il risultato che tutti attendono, no, di questo incontro tra Fedriga e la Premier Giorgia Meloni. Oggi il diretto interessato, insomma, Fedriga, che già ieri e l'altro ieri comunque non si è sottratto, insomma, alle tante domande dei giornalisti, anche a Venezia, insomma, quindi oggi ha annullato tutti gli impegni istituzionali e è rimasto in silenzio. Oggi non ha parlato. Sì, perché si sta attendendo nella speranza di smorzare anche i toni. È vero che
Credevamo all'inizio di questa crisi e nel finire della settimana scorsa che potesse davvero succedere di tutto. Tra l'altro è anche interessante perché giovedì molte di queste cose nella puntata di settimana scorsa di Ring le avevamo previste con gli ospiti e non credeva nessuno che potesse arrivare a una crisi come quella che si sta vivendo in queste ore. Ti assicuro che la tensione c'è e vera tra i partiti, anche nella ricerca degli ospiti della puntata di domani sera, l'abbiamo vista tra gli schieramenti, nella scelta di chi deve rappresentare ognuna di queste liste domani sera a Ring, cioè c'è una preoccupazione forte nella scelta dei nomi, viene chi è un po' più dialogante e accondiscendente o chi è più battagliero, chi è più arrabbiato, chi è più o meno vicino al presidente anche se appartiene a liste che non siano della Lega o della lista Federica. Insomma, sono molti ragionamenti che all'interno dei partiti tuttora in queste ore che si continuano a fare anche nella scelta di chi domani sera verrà a rappresentarli a Ring, insomma richieste ovviamente legittime che noi abbiamo avanzato per primi perché ci interessa il dibattito vero. Domani può succedere tutto come niente, è vero anche che probabilmente sarà un incontro interlocutorio con la Presidente Meloni che rincuorerà sul sostegno il presidente Federica, ma poi bisogna capire che cosa succede dal giorno dopo in poi, ecco perché è possibile che qualcosa comunque succeda in questa maggioranza, che si chiami tagliando sul fronte delle deleghe o meno, questo è da vedere, perché sai che sul piatto è stata offerta anche la stessa delega della sanità, visto che il ministro Ciriani critica prima il piano oncologico, poi l'ospedale di Pordenone inaugurato diciamo per finta come stato di fatto, poi in realtà appunto in questa critica autorevole ci sta, l'abbiamo detto, la possibilità di farla, di muoverla e c'è anche nei termini senz'altro, ma è un percorso lungo quello di una inaugurazione di un ospedale, di un'apertura di un nuovo ospedale come quello di Pordenone, quindi i tempi bisogna anche rispettarli e bisogna vedere che cosa succede se allora criticano sul fronte della sanità, vogliono gestire la sanità di questa regione all'interno del partito dei Fratelli d'Italia e questa è una delle domande che resta sul piatto. E convitato di pietra naturalmente il tema del terzo mandato, no? È stato evocato da più parti, smentito, tirato in ballo dalle opposizioni, dalla stessa maggioranza, insomma. Guarda, ieri sera abbiamo fatto un'intervista molto interessante in Veneto con un costituzionalista di fama nazionale che è il professor Mario Bertolissi e ci ha dato alcune anticipazioni anche sulla possibile lettura del terzo mandato del Trentino Alto Adige e di conseguenza del Friuli Venezia Giulia. Non anticipo molto, lo vedremo domani nel telegiornale, però mi sembra calzante la sua lettura, ma mi sembra anche che per quanto questo dibattito sia nelle retrovie, per quanto Federica abbia detto non c'entra nulla, lo stesso Federica sa che quella strada del terzo mandato ormai è chiusa. E quindi questa insomma è la partita che si gioca e si vedrà domani. Domani ti occuperai in Ring anche di un altro caso che sembra non voler finire, ci sono delle novità, insomma ormai si va verso l'incidente probatorio, no? Esatto. Per quanto riguarda Liliana Resinovic e la sua scomparsa, il tutto incentrato sulla ormai famosa purtroppo rottura, no? della vertebra, la cosiddetta vertebra T2, domani ve ne occuperete ancora all'interno dei Ring. Sì, vediamo come... che novità emergeranno? L'incidente probatorio ci ha fatto una prova irripetibile che tutti attendono, vedremo che cosa ci dirà. Molte anticipazioni le abbiamo date, rilette anche dai faldoni, diciamo dalle carte di questa indagine, come quella rottura della vertebra fosse già stata rilevata dalla prima TAC dell'8 gennaio, quindi ben prima dell'autopsia che si è fatta qualche giorno dopo, nel corso della quale o preparazione della quale sarebbe avvenuta quella rottura netta che il tecnico di laboratorio ha detto di aver sentito. Insomma, sarà un passaggio essenziale
di questo confronto che davvero ogni volta ci lascia sbigottiti perché non riusciamo ad arrivare a una verità. D'altronde l'abbiamo visto anche come dopo 18 anni ci sia uno stravolgimento totale che porterà a qualcosa, ancora non sappiamo, in un'inchiesta che aveva delle falle, probabilmente è così, e parliamo di Garlasco, e noi ancora dopo qualche anno non riusciamo a capire dove finirà questa inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Domani avremo sicuramente alcuni punti fissi da mettere nuovi, ma certamente molte domande da porci insieme ai colleghi. Ancora con la risposta non sicuramente vicina o vicinissima, hai ragione. Grazie a Ferdinando Avarino, allora grazie a te, Laura, per Ring, e ci vediamo domani allora a Ring qui anche appunto su Tele4. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata.